dopo 2 anni in cui siamo stati chiusi in casa davanti a degli schermi, è ora di muoversi, è ora che anche l'università esca da quelle che sono state le sue dinamiche durante la pandemia. Partecipiamo molto volentieri. Mens sana in corpore sano vuol dire che si studia, si lavora bene se si ha anche un'attività motoria adeguata. E questo fa parte anche della missione dell'università per il benessere dei suoi dipendenti e il benessere dei suoi studenti. Partecipare a questo evento è eccezionale perché fa vivere a tutti gli universitari, quelli che lavorano in università, una città meravigliosa come Verona. Abbiamo creato un programma ad hoc, l'abbiamo chiamato Ready to Run, per prepararsi proprio pronti per correre, ed è rivolto a tutta la popolazione di studentesse e studenti, ma anche dei dipendenti che vogliono arrivare un po' preparati, vogliono cogliere questa opportunità, questa occasione di Straverona per provare a correre a diversi livelli. Abbiamo creato addirittura 7 livelli di impegno per raccogliere proprio tutte le possibilità, da chi comincia ed è fermo da tempo a chi invece è attivamente impegnato. Lo realizziamo con 2 appuntamenti settimanali, uno presso gli impianti di Scienze Motorie in Borgo Venezia e l'altro invece itinerante per la città, perché questo è anche un po' il senso di Straverona, tra la circonvallazione a San Zeno, il Parco San Giacomo, gli impianti CUS di Parona, tutti posti dove è piacevole anche correre. E in queste occasioni di allenamento i tecnici di Scienze Motorie la stanno seguendo già direttamente, circa 130 persone che sono dati disponibili a prepararsi bene. Pensiamo che anche questo sia un modo per far capire come l'università consideri importante essere veramente pronti per tornare alla vita universitaria e per tornarci anche in modo dinamico. Il CUS Verona, Centro Universitario Sportivo, è parte attiva in questa iniziativa, è nata nel direttivo in cui è presente anche il delegato del Rettore e si è sviluppata attraverso una sinergia molto fattiva e attiva in questa fase. Per noi è un momento importante perché il cuore della mission del CUS è proprio promuovere l'attività sportiva universitaria e quindi questo è un momento di particolare pregnanza. Siamo contenti di poterlo fare in sinergia e in collaborazione con l'università, sperando di coinvolgere il maggior numero di studenti e della comunità allargata universitaria. Noi crediamo che lo sport davvero sia un veicolo non soltanto di stile di vita sano, ma anche di cultura sportiva e quindi un legame che va rafforzato nel rapporto tra la comunità del mondo universitario e del mondo sportivo con la città. È questo ponte che noi come CUS Verona siamo impegnati a rafforzare.